Va bene, riprende la trasmissione. Rossella Cangini ci ha salutato, riprendiamo noi tre. Io sono Anna Gatti, poi c'è Cristina Contini e Francesco Bocci che sono appunto dell'Associazione Sentire le Voci. Volevo un po' ritornare sull'attività dell'Associazione Sentire le Voci. Allora, è successo che c'è la pandemia, quindi molte cose sono cambiate, però una delle attività importanti era proprio la creazione di questi gruppi di auto, mutuo aiuto, di uditori di voci. Ecco, volevo un po' che ce ne parlaste e ci spiegaste un po' come funzionano, come sono organizzati, eccetera, eccetera. Non so se vuole parlarmi il dottor Bocci o Cristina. Dottor Bocci, se vuol parlare della sua esperienza come professionista, poi noi siamo in realtà promotori di apertura, cioè noi formiamo i professionisti e i familiari, diamo le linee guida, quindi facilitazione di base e la facilitazione esperta, cioè colui che facilita il gruppo, che può essere un professionista, può essere un familiare, può essere un utente esperto, che prima della pandemia noi negli ultimi 15 anni tutti i gruppi di automutuo aiuto aperti in Italia all'interno e all'esterno dei servizi, indirettamente siamo stati promotori e siamo anche i supervisori, perché o la diciamo supervisione dei professionisti che ci lavorano e li facilitano, oppure andavamo di persona all'interno del gruppo a fare una giornata insieme a loro, un incontro, e cercavamo di fare le considerazioni, i nuovi feedback. Ecco, Bocci è uno dei tanti professionisti, in realtà pochi, che hanno facilitato i gruppi, perché comunque è un professionista nel momento in cui coordina un gruppo o è un gruppo di automutuo aiuto, quindi si sveste delle competenze, oppure resta un facilitatore, suggeritore di sostegno, di supporto con un simil programma del gruppo. Quindi dottor Bocci in questo sicuramente può anche dettagliare maggiormente. Sì, volevo aggiungere tra l'altro che voi avete anche scritto un manuale, no? C'è proprio un manuale che Manuale di affrontamento di di sentire le affrontamento, voci, no? Che è quello che penso assolutamente. verrà utilizzato, si chiama Sentire le voci. Assolutamente, Il 300 manuale di pagine. affrontamento si trova, lo potete ordinare, io l'ho comprato, lo potete ordinare guardando, entrando sul sito, ma Anche in forma digitale, in oppure in forma di PDF si ebook, c'è anche in può inglese e in scaricare. portoghese, quindi Mm. assolutamente. Gruppi, quindi prima di passare, scusate, la parola al dottor Bocci, proprio causa la pandemia ovviamente tutti i gruppi sono stati chiusi, questa è la ragione per cui nei prossimi mesi apriremo le community, che non sono una community sui social, ma una community dove c'è formazione, condivisione di casi clinici e di progettualità per quella che è la community dei professionisti, e una community invece di condivisione, comunicazione e anche formazione per i familiari, tutto in forma digitale, perché comunque non possiamo stare a aspettare che succedano delle cose che ad oggi negli ultimi mesi non sono successe. Ecco, Sì, poi è interessante. ho visto comunque che ci sono anche dei gruppi di automutuo aiuto che si stanno organizzando tramite Zoom, tramite altre piattaforme, insomma, no? Non so se Sì, l'avete fatti anche voi. no, noi assolutamente no, perché li facciamo però in dimensioni molto limitate, perché comunque siamo a conoscenza di gruppi non aperti da noi online, dove è molto difficile disciplinare tanti uditori di voci contemporaneamente, perché c'è una forma di implosione molto pericolosa, cioè è come Mm. unire 50 persone anoressiche che anziché condividere le strategie di successo, condividono come dire, farsi. Continuare, Esatto, quindi purtroppo ci sono decisamente nel assolutamente, caso. quindi già è difficile condividere, facilitare i gruppi di Visu online, e noi ce ne guardiamo dal pubblicizzarli, ma comunque li stiamo creando in piccoli gruppetti dove c'è una comunanza, una tipologia di similitudine, per cui trovi un senso per unire quelle persone di quell'età, di quel ceto, non ceto sociale, ma di un range, per cui hanno un
un trauma comune per cui si va subito a supportare e quindi non è più un semplice automutuo aiuto, ma è già un lavoro che si fa, come è il lavoro che il dottor Bocci ha fatto sempre nei gruppi di automutuo aiuto. Ma Ecco. il senso, diciamo, l'obiettivo di questi gruppi, se ho capito bene, è quello di insegnare alle persone a controllare il fenomeno delle voci, cioè date anche un po' degli strumenti per capire come L'automutuo gestirle. aiuto, in realtà il facilitatore non dà le risposte, non dà gli strumenti, ma fa sì che i membri si scambino la condivisione degli strumenti provati con cui si è avuto successo o insuccesso. Quindi la forza del reciproco mutuo, infatti aiuto, è che se io sono con 7 persone e chiedo loro di fronte a quella situazione come loro hanno reagito e come hanno fatto stare meglio, io mi ritrovo contemporaneamente 7 risposte e 7 strategie, azioni, comportamenti che posso adottare. Quindi per natura l'automutuo aiuto, chi lo facilita non dà risposte, quindi è per quello che dicevo che quando noi formiamo il professionista, il facilitatore di prima o di seconda, in realtà fanno succedere delle comunicazioni, ma non dà risposte dirette per competenza. Quindi il gruppo dà senso di appartenenza, normalizza l'esperienza, mi fa sentire che non sono solo e sicuramente attiva una coerenza percettiva di somiglianza, di differenziazione e di prossimità, quindi di rispetto per chi è diverso da me, però sente le voci come me. Ecco, questo non è un intervento diretto, ma è una crescita di condivisione in condivisione. Sì, ma allora vuole parlarci della sua esperienza, dottor Bocci? Sì, allora penso che il gruppo che funziona di più, io ho seguito il gruppo della cooperativa Nuovo Millennio di Monza, un centro di uno di salute mentale, dove c'è ancora, dove è ripreso il gruppo, anche se adesso lo segue una collega psicologa, perché io non lavoro più lì, che abbiamo formato noi, però ecco, e poi ho seguito altri gruppi nel Bresciano che al momento sono fermi, come diceva Cristina. Il gruppo che funziona di più in realtà è un gruppo in cui il mutuo aiuto, in cui l'utente che fa l'uditore, no, gli uditori, i partecipanti al gruppo, i membri del gruppo diventano loro stessi anche utenti poi esperti, cioè come diceva Cristina portano strategie loro stessi, quindi il facilitatore non dà diciamo le risposte, ma permette agli utenti del gruppo, ai membri del gruppo di far sì che loro possano condividere la loro esperienza. Il ruolo del professionista qui non è solo quello del facilitatore, altrimenti il rischio del gruppo di mutuo aiuto è che si chiudano in se stessi, cioè che diventino solo uno scambio di esperienze, che va bene, un poter parlare della propria esperienza, che va bene, un creare un ambiente empatico e di sicurezza, che va benissimo, ma anche qui quello che a meno è un po' nel nostro approccio è che il gruppo diventi anche trasformativo, cioè permetti di fare una crescita, no? Quindi una consapevolezza rispetto, non dico che sia proprio un gruppo terapeutico vero e proprio, ma che abbia anche una funzione terapeutica. Quindi nel gruppo si vanno comunque a recuperare anche dei significati che permettono ai membri del gruppo di fare anche una crescita rispetto a una propria consapevolezza della propria storia di vita, che viene un po' condivisa nel Quindi un gruppo, quindi cambiamento, insomma, di in poche situazioni, parole. un cambiamento. Sì, non solo una condivisione, ma anche proprio un cambiamento e una presa di consapevolezza che ognuno ha la sua storia e che questa storia poi a livello personale può anche un po', diciamo, un po' con l'autoanalisi anche un po' rivederla, no? Chiaramente qui il gruppo assume una sfumatura più terapeutica, no? Meno di mutuo aiuto in senso lato, no? Più terapeutica perché va a toccare gli ambiti di vita dei membri, le relazioni dei membri e via dicendo, no? La storia di vita dei membri del gruppo. Quindi, e va a dare un contenimento, ma anche, diciamo, una forma, diciamo, a quello che viene espresso. In questo senso diventa più terapeutico, cioè non è solo uno scambio di esperienze, ma viene data anche un po' una forma, no? Insieme alle esperienze che vengono portate.
una forma che abbia poi una direzione sempre Diciamo nell'ottica una forma, ma di anche una nel maggiore senso di un autonomia, significato, no? delle persone. Immagino, cioè Sì, sì, riflettere nell'ottica di una su maggiore quello che... autonomia proprio. Sì, 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 riflettere su quello che ti è successo e dandogli un significato, in un certo esatto, ma senso, che soprattutto questo... anche dandogli una direzione, una direzionalità. Quindi, perché l'esperienza delle voci, appunto, è quello che avviene anche in psicoterapia, no? Viene data la possibilità di capire quale direzione, in quale direzione vuoi andare, no? In quale direzione la tua coscienza ti sta portando, il tuo inconscio ti sta portando, perché sono dinamiche anche inconsce, profonde, no? Ripeto, no? Sì, c'è una frase molto bella che io volevo riprendere perché il sito è il sito Sentire le Voci è un bellissimo sito, vi consiglio di andarlo a vedere. Vi consiglio anche di leggere il libro di Cristina Contini che si intitola Una vita, due vite, corso e percorso di voci, editore Capovolte. È un libretto abbastanza piccolo, diciamo, non sono tantissime pagine, ma è molto molto interessante, molto denso. Cristina parla della sua esperienza, del fatto appunto che ha cominciato a avere essere uditrice di voci dopo, anche lei dopo un trauma, no? Perché ha rischiato di morire e quindi ce ne parla, insomma, ce ne parla in questo libro, ma la cosa interessante che volevo sottolineare è intanto il rapporto che è cresciuto con la sofferenza, no? Con questa sofferenza che c'è una frase molto interessante. La malattia, nel sito che ho trovato nel sito, la malattia diviene vera malattia quando mette in evidenza il fatto che non si è trovata una risposta al perché si soffre. Questa è una frase molto bella che volevo un po' invitarvi a commentare. Da parte mia il perché si soffre è che ovviamente il perché è una parola chiave, no? Che è di apertura, perché esattamente come quando una persona, una madre perde un figlio, si chiede perché a me è successa questa cosa, no? E quindi quando uno soffre e la percepisce come chiara, lapidaria sofferenza, si chiede perché questa sofferenza, che non è accettazione, vuol dire dare un senso. Ecco, io personalmente il perché della sofferenza l'ho trovata dando qualità alla mia vita, cioè nella coerenza rispetto a ciò che sentivo di essere e agire nei comportamenti in linea a ciò che sentivo vero, che quindi aveva senso per me. E quindi la sofferenza non cambia forma, ma assume un significato in una dimensione, poiché siamo esseri umani, di spazio e di tempo, e quindi non lo percepisci più come un vuoto, ma come un pieno, e quindi quel senso di pienezza che non è più potere, ma è potenza, cioè potenzialità. Quindi alla malattia trovare la ragione e il perché di questa sofferenza, che può diventare malattia nel non intervento di quella sofferenza, ad esempio mentale o psicologica interiore, darne un senso e un significato vuol dire rispondere al perché mi sto muovendo e perché non mi sto muovendo in questo senso. Quindi siamo noi che dobbiamo andare incontro alla vita, non è la vita che ci viene incontro, quindi siamo noi che dobbiamo dare le risposte alla vita. La vita ci pone delle domande e nessuna persona deve rispondere a domande a cui noi dobbiamo rispondere profondamente, che ci piacciono, no? Quindi personalmente a questa bellissima domanda, che a volte non mi ricordo alle cose che dico, ma non le temo mai, perché a volte delle amiche mi mandano una frase, dico che bella, ma dove l'hai trovata? Mi dice Cristina, cioè l'hai scritta nel tuo libro, no? Quindi è È perché molto in bello il realtà libro.
Sì, è piccolino, essenziale, perché comunque poi, voglio dire, ognuno si deve ritrovare ed è di spunto per riflettere su se stesso. Quindi la prefazione, la postfazione sicuramente di questi due professionisti che hanno fatto esemplifica molto quelli che sono tutti i sensi che racchiude. Quindi sicuramente per me il senso della mia vita è cioè il perché di questa sofferenza era dare un senso alla mia vita che ho trovato, che ho descritto, come è stata descritta da Viktor Frankl nella logoterapia, è aiutare gli altri a trovare un senso, quindi non dire loro quello che devono fare, e che poi in realtà io ho sempre espresso in un altro modo, cioè la coesistenza. L'uomo ha due agire, cioè quello di prendersi cura o aver cura. Allora io posso aver cura di una persona e mi impossesso delle sue cose, quindi la privo di quello di cui lui ha cura, che siano cose o esperienze, e quindi divento egoista e opportunista, oppure posso aver cura della persona aiutandolo a renderlo libero, no? Quindi autonomo. Se invece io mi prendo cura subito della persona, il mio obiettivo è autonomizzarlo, ma per autonomizzarlo bisogna parlare del cambiamento di cui parlava il dottor Bocci. Quindi se c'è un cambiamento e quindi la percepiamo come crescita, come avanzamento, come comunque un procedere, un andare avanti, prendere una posizione, dare senso al mio essere, allora posso parlare di autonomia, ma se non c'è il cambiamento non possiamo parlare di autonomia e di indipendenza o di interezza. Bene, se il dottor Bocci voleva aggiungere qualcosa, perché ci sono ancora pochi minuti purtroppo. Scusate, mi è difficile aggiungere qualcosa a queste parole già esaustive di Cristina. Ecco, penso che rispetto alla sofferenza, senza l'esperienza della sofferenza, l'uomo non possa crescere. Quindi l'esperienza della sofferenza, l'esperienza del limite, diventa anche l'esperienza del perdonarsi. Quindi l'esperienza di dire quante volte un uditore spinto, no, magari da un familiare che è preoccupato della guarigione, ma poi in realtà non è preoccupato della possibilità che suo figlio si possa perdonare, che vuol dire accettare, no, per quello che è. Quindi quello che diceva Cristina del trovare un senso, poi alla fine se io trovo un senso che vuol dire anche un'appartenenza vuol dire anche relazione, no? Vuol dire anche la possibilità di appartenere a qualcosa, no? Di appartenere a un disegno, no? Di appartenere al proprio destino anche, perché no? No? Cioè, c'è il destino che poi è la tua vita, no? Quindi appartenere a te stesso alla fine, no? Quindi diciamo che il perdonarsi è un po' il pensare che ti puoi appartenere. Quindi si arriva a questo solo se si riesce a guardare in faccia la sofferenza, quindi se si riesce a guardare in faccia anche il limite, poi alla fine, no? Quello che hai perso, no? E quindi si superano i sensi di colpa, si superano le paure, solo se si riesce in primis a prendere atto di quello che si è. Quindi con l'uditore di voce a volte questo col tempo, a livello soprattutto sia di psicoterapia ma anche di confronto, è fondamentale, perché a volte loro non sanno perdonarsi, molto spesso non sanno perdonarsi, no? Quindi non sanno capire che prima di tutto si devono amare come persone, no? Quindi chiaramente la dimensione della psichiatria attuale, con tutto il rispetto massimo, ma tende più a normalizzare che a pensare di facilitare un po' una dimensione di compassione. C'è però un Diciamo, a filone bellissimo uniformare, che è proprio quello normalizzare della uniformando anche, no? sì, normalizzare uniformando più che alla compassione. C'è però un filone adesso che sta arrivando anche in Italia che è proprio compassione, no? Dell'autocompassione, del prendersi cura, come diceva Cristina, di sé, cioè avere compassione di sé, che poi è legato al tema dell'autoperdono, no?
che non è giustificazione, non è che tutto va bene, non è giustificazione, è proprio dire io ho sofferto e questo soffrire ha comunque avuto un senso. È semplice, per noi uomini, non so per gli uditori. A volte è più difficile per noi che per gli uditori, perché gli uditori una volta che dicono che possono anche prendere in mano le loro voci, è un modo di avere compassione verso se stessi. Va bene, io vi ringrazio molto, mi sembra che ci sono stati tanti spunti che sono rimasti anche da approfondire, spero che avremo modo di incontrarci ancora. Ringrazio appunto Cristina Contini, Grazie a ringrazio voi. il dottor Francesco Bocci, ricordo che Grazie a voi. Grazie a voi. Associazione Sentire le Voci, trovate il sito, un sito molto bello, molto interessante. Accogliamo anche il 5 per 1000 quest'anno, molto volentieri, una donazione libera, gratuita, veramente non costa nulla. Sicuramente, c'è anche il 5 per 1000. Vi saluto e vi do appuntamento tra 14 giorni sempre su Radio Cooperativa Padova. Grazie.